calcio, il campionato d'eccellenza, il Camarat a gonfie vele con 6 risultati utili consecutivi e zona playoff. Il merito dell'allenatore Fabrizio Cammarata. Le interviste di Gaetano Ravanà. Hai detto bene tu, abbiamo interpretato la partita bene, perché sai, queste partite sono sempre difficili da giocare e finché non si sbloccano possono diventare anche pericolose. I ragazzi l'hanno interpretato nel modo migliore, poi abbiamo avuto quel calo di 15 minuti che comunque ci sta, perché anche se sono arrabbiato perché io voglio sempre il massimo dei ragazzi, però non posso dire niente perché poi hanno fatto tutti bene, sono contento perché stiamo facendo una bella striscia positiva e dobbiamo continuare così. Andiamo dal generale al particolare, perché sicuramente oggi hanno preso la scena i vari Pierce, Osvaldo, anche il primo gol di Guerrero. Dai singoli però si passa al gruppo, che lei ha compattato dal suo arrivo a Cammarata e ha cambiato volta una squadra che adesso, come ha detto anche lei, viene da un periodo importante che dà fiducia anche per il concludere la stagione. Sì, beh, il mio compito era quello di creare un gruppo importante, perché ci sono dei giocatori importanti, ma prima di tutto i giocatori ci sono anche delle persone vere, importanti, che vogliono tutti la stessa cosa, e quello mi ha facilitato il compito. Io ci ho messo del mio per la mia esperienza, però ancora non è finita niente. Godiamoci questa partita e da domani dobbiamo pensare a un'altra partita. Siamo qui con il DS del Camarat, Vincenzo Mangiapane. Direttore, una gara che ha fatto vedere sia l'importanza di avere un gruppo coeso, come detto anche a mister Cammarata, ma anche la bravura dei singoli, i vari Pierce, i vari Osvaldo e anche i nuovi arrivati. Lei che appunto è direttore sportivo, si occupa anche dell'area mercato. Il Camarat ha vissuto una vera e propria rivoluzione nel corso dell'estate e anche all'interno del campionato, ma è cambiato qualcosa, si è attivato qualcosa e adesso si vedono i risultati. Ma intanto diciamo che abbiamo cambiato un pochettino la rosa, mettendo più giovani, mettendo più gente che magari sconosciuta, però con tanta voglia di giocare a calcio, e questo è quello che voglio io. La squadra ha ritrovato entusiasmo, ha trovato entusiasmo negli spogliatoi, il gruppo è coeso e credo che questa squadra ci darà grande soddisfazione. Per quanto riguarda il mercato, sto cercando di finire la rosa, in settimana credo che arriverà un altro giocatore che per completare la rosa. Tutti i colpi appunto che cercano di proiettare il Camarat lì nelle zone più alte della classifica. I risultati di oggi, da quello che ci arriva, anche le notizie che ci arrivano qui a Cammarata, sono comunque buoni per voi. Adesso è una domanda che ho fatto anche praticamente un mese fa, quando ancora di questo periodo d'oro neanche se ne parlava forse, oppure per scaramanzia si evitava di parlarne, ma adesso davvero il Camarat può sognare? Ma guarda, sto lavorando nel senso futuro. È normale che noi cerchiamo di fare i playoff arrivando più in alto possibile. Comunque è un mercato in proiezione futura, perché ho preso tanti giovani per puntare l'anno prossimo a fare di nuovo un campionato da protagonista.